Venezia, isola del Lido e la mostra del cinema. Oggi, visto che è una bella giornata, vi porto a visitare il Lido di Venezia. Il Lido è una sottile isola che si allunga per circa 12 km tra la laguna di Venezia e il mare Adriatico, delimitato dai porti di San Nicolò e Malamocco, collegato alla città e terraferma tramite vaporetti di linea e motozattere per il trasporto di veicoli. L'isola, lunga circa 12,2 km e larga da un minimo di 200 metri a un massimo di 1,7 km, è una delle poche isole su cui sono presenti strade carrozzabili. È presente anche un aeroporto turistico. Dopo aver attraversato la via di comunicazione principale, il Gran Viale Santa Maria Elisabetta, la larga strada alberata che percorre perpendicolarmente l'isola dalla laguna al mare, si arriva alla spiaggia che tutti i buoni veneziani frequentano da giugno fino a settembre. Fin da giovane con gli amici prendevamo la capanna in cui si poteva lasciare costumi e asciugamani. L'isola una volta l'anno diventa famosa in tutto il mondo perché la prima settimana di settembre si svolge la mostra del cinema, che vuole favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte e di spettacolo. Per una settimana il Lido raccoglie i più famosi attori del mondo e ci sono tutta una serie di eventi. Vi lascio alle immagini del lungomare, con alla fine il Casinò, il Palazzo del Cinema e il grande Hotel nel Celsio. Buona visione! Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio.